Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Proseguiamo il capitolo 9 di Fra Batto il Mago, scritto da Franz Bardon, e vediamo insomma come va a finire questa passeggiata fuori porta che Fra Batto ha fatto con l'amico G. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Grazie sempre per il vostro sostegno. Vediamo dunque il testo. Questi miracoli erano completamente al di sopra del potere di comprensione del professore. Con suo grande stupore si rese conto che dove lui e Frabato stavano camminando non pioveva, mentre tutto intorno continuava a diluviare. Guardando su, vide che le nubi erano divise direttamente sopra di loro e si chiudevano di nuovo subito dopo il loro passaggio. Non aveva mai assistito ad un fenomeno così. Senza dire una parola, Frabato camminava a fianco del professore, osservando divertito la sua sorpresa. Per tutta la via del ritorno alla casa di campagna, nemmeno una goccia cadde sui due uomini, mentre la tempesta e la pioggia continuavano ad infuriare tutto intorno a loro. Quando arrivarono alla residenza di Frabato, il cielo era ancora scuro ed essi dovettero accendere le luci. G voleva andare a casa subito, ma Frabato lo persuase a restare e gli prestò dei vestiti asciutti, dando quelli bagnati alla sua cameriera per farli asciugare e stirare. Si sedettero comodamente nel salotto a gustare del tè con i biscotti. Sei un uomo speciale, fai piovere, blocchi la pioggia, curi tutti i sofferenti, sei familiare con tutte le scienze del mondo e ti comporti come se tutto ciò fosse del tutto normale. Una tale abbondanza di conoscenza e potere è qualcosa che comprendo con difficoltà. Frabato guardò il professore seriamente e disse: tutti gli esseri umani possono acquisire conoscenze e poteri di questo genere in funzione di quanta energia riescono ad accumulare per seguire il cammino della magia fino ai più alti livelli. Questo potere non mi è semplicemente dato. In linea di principio posso usare la mia energia ed il mio potere liberamente, ma devo essere capace di giustificare le mie azioni alla divina provvidenza. Poiché ogni alto iniziato è libero dal karma, egli deve evitare di applicare i suoi poteri magici per il suo benessere. Durante ogni incarnazione fisica gli è permesso normalmente di esercitare solo quelle abilità che ogni uomo comune ha a sua disposizione. Questa è la legge di sviluppo che non deve essere violata senza una ragione speciale. Il vero mago sa che egli è sempre unito alla divina provvidenza in un modo che non è concesso a nessun mago nero. Attraverso i suoi atti il mago nero condanna se stesso alla solitudine nell'universo, a meno che non abbia un debole per gli esseri demonici. La dannazione finale di un mago nero in questo caso è incomprensibile ad una persona normale, perché la sensazione di solitudine totale può essere compresa solo da un iniziato. Dato che noi iniziati osserviamo le leggi spirituali positive fino alle loro estreme conseguenze, ci è permesso di partecipare al potere della divina provvidenza. Questa stretta osservanza delle leggi spirituali non si verifica per paura di possibili punizioni da parte delle forze karmiche, piuttosto deriva dalla venerazione più assoluta e dall'umiltà verso la forza e la saggezza della divina provvidenza di cui un essere umano è capace. Venerazione ed umiltà sono tra le più importanti caratteristiche nel percorso magico. Il destino di un iniziato non può essere capito normalmente da una persona immatura e non iniziata. Ciò è dovuto semplicemente ad una mancanza di percezione delle leggi spirituali. Non tutti sono fortunati quanto te, in quanto ho permesso di mostrarti degli esempi di potere magico. In realtà è un gran vantaggio se si diviene convinti dell'attività e degli effetti di esseri e leggi attraverso l'autoistruzione, perché è la conoscenza che si è acquisita da sé che conduce alla vera fede. In magia la fede è gradualmente rimpiazzata dalla conoscenza. All'inizio lo studente deve accettare gli insegnamenti degli iniziati solo per fede, poi si convincerà da sé, attraverso i suoi sforzi, che la sua fede era giustificata. Questo tipo di fede, che è sostenuta dalla conoscenza, è chiamata fede manifesta ed era predicata da Cristo quando diceva che la vera fede può muovere le montagne. I fulmini illuminavano la stanza, seguiti dal rombo dei tuoni. Entrambi gli uomini involontariamente guardarono fuori. «Vedi?» continuò Frabato. «Nonostante il fatto che la pressione barometrica sia alta, gli esseri elementari hanno seguito il mio ordine ed hanno portato pioggia e tuoni. Se potessi usare i tuoi occhi spirituali, vedresti come gli elementi sono messi in moto dalle entità in modo da causare una tempesta come questa.
Vedresti come dirigono le correnti elettriche per provocare gli effetti che ti sono familiari. Per noi chiaroveggenti è ovvio cosa succede in casi come questo, dove ai tuoi occhi sembra come un miracolo. Lo scatenamento degli elementi è uno dei più piccoli segreti cabalistici della magia naturale. Ora cosa mi resta da fare è di calmare di nuovo gli elementi, altrimenti la tempesta andrà avanti fino a domattina e causerà un sacco di danni. Frabato era in piedi davanti alla finestra. I suoi occhi guardavano nel vuoto mentre mormorava una breve formula che il professore non intese. Dopo pochi minuti smise di piovere, le nubi si aprirono lentamente, il cielo stellato divenne visibile e la natura sembrò respirare di nuovo, rinfrescata. Molto sollevato il professor G poteva ora rimettere i suoi vestiti asciutti. Frabato accompagnò il professore alla porta salutandolo. Gli eventi del giorno avevano lasciato una profonda impressione sul professore e gli diedero molti spunti di riflessione. Nelle settimane ed i mesi che seguirono, Frabato fu molto occupato. Gli articoli che aveva pubblicato in diverse riviste usando uno pseudonimo caddero su un terreno fertile. Fece molte nuove amicizie ed il suo lavoro metafisico gli procurò una posizione e un'autorità professionale. Naturalmente c'era anche gente che lo invidiava o addirittura lo odiava. Frabato aveva ogni tipo di nemico, ma egli li ignorava lasciandoli completamente alle forze del karma. Nel corso del tempo aveva anche creato una serie di contatti in altre nazioni che gli portarono numerosi inviti da ogni luogo del mondo. Quindi un giorno Frabato decise di lasciare la casa di campagna di K per un tempo indefinito per viaggiare attorno al mondo. I preparativi furono presto fatti e rapidamente prese la sua strada. Egli viaggiò verso le città più grandi e più interessanti, dove a seconda delle situazioni lavorò come iniziato o come insegnante di scienze spirituali. Passarono molti anni prima che Frabato ritornasse. C'erano stati numerosi cambiamenti durante la sua assenza. K si era sposato, infatti aveva fatto un patto matrimoniale con un essere dell'elemento acqueo. La relazione amorosa non finì felicemente. K aveva evocato un'ondina, ma dato che non possedeva ancora l'equilibrio magico, l'affascinante bellissimo essere d'acqua lo persuase a fare un patto con lei, uno a cui non poteva resistere. L'ondina si incarnò nel corpo di una bellissima giovine che stava giacendo nel suo letto di morte. Poi curò il corpo malato con la magia e sposò K. Frabato aveva enfaticamente messo in guardia K contro patti di tal genere durante i loro precedenti incontri. Egli poteva vedere il futuro di K con la chiaroveggenza e sapeva che il pericolo che egli stava di fronte. Sfortunatamente K non aveva tenuto conto seriamente dell'avvertimento di Frabato e così era divenuto vittima delle arti seduttive dell'ondina. Helen, la giovane sorella di K, aveva sposato un industriale di un'altra nazione e divenne madre di 2 bimbi. Anche la loro casa di campagna in periferia aveva cambiato proprietario. Frabato sentì che le sue vecchie relazioni erano morte e così decise di tornare nella sua città natale. Si era stancato di viaggiare per il mondo e voleva crearsi un futuro più tranquillo. Nel suo paese natale si stabilì in una casa nuova e condusse una vita isolata per i seguenti 2 anni. Il materialismo e il fanatismo politico avevano preso piede in Europa. Tutti coloro che avevano interesse nelle scienze occulte e spirituali erano in grande pericolo. Gli orrori della guerra si impadronirono di milioni di persone per molti anni. Termina qui il capitolo 9 di questo testo. Proseguiremo la lettura nel prossimo appuntamento, dunque vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Vi invito ancora, come sempre, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. Vi ringrazio dunque, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi rinnovo l'appuntamento domani. Un grande abbraccio dalla vostra Idegarda. Ciao!